Salve, la posso intervistare? Salve, prego, mi dica. Mi racconti un po', lei come le passa le giornate? È sempre qua, scende in paese. Io passo le mie giornate così nella campagna perché sto bene qua. È in paese non scende mai? E qualche volta scendo così in paese per prendermi il giornale, perché voglio sapere qualche notizia, anche se fondamentalmente io qua in campagna non è che ne ho bisogno di sapere quello che succede, perché tanto io sono qua nella natura con le mie bestie, sempre se bestie le possiamo chiamare, perché le vere bestie è l'uomo la bestia, perché siamo bestie, siamo selvaggi proprio, tutti gelosi l'uno dell'altro, chi per un pezzo di terra e chi perché c'ha la casa più bella, è tutto così, ma non funziona così la vita, le vere bestie siamo noi, non gli animali meritano una vita di 100 anni, non noi umani, gli animali la meritano. Sì, la penso proprio come lei. Ormai questi ragazzi con questi social, ma di social non c'è un cazzo, perché loro devono socializzare dal vivo, non con quel cazzo di cellulare, come lei adesso che mi sta videando col cellulare. Non lo può parcheggiare il cellulare, mi parla così a quattrucchi, invece con quel cellulare. A me serve per l'intervista. Ah, vabbè, lei mi sta facendo il video perché vuole diventare famoso, vacce cazzo. Vedi, con quello che dico io prendi i soldi te, perché molti pagano anche, vi pagano, vi giovani con questi cellulari. Uno che ti indava la capetta non bene se mi marrai sotto del video. Vuoi venire con me? Vuoi venire? Guardi, non è che ho tanta voglia. Non c'hai voglia. Allora per te, se mi davi un picco, una pala, io ti facevo 100 metri di scavo, ti facevo. Ma di che cosa stiamo parlando? Adesso pensate solo a farvi tatuaggi. Ma lascia averti.